Anche se apparirà rituale, il mio gruppo protesta per questa ennesima richiesta di fiducia da parte del governo. Vorrei anche ricordare che oggi è assente, io credo colpevolmente, salvo che non sia ammalato, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda, che in occasione, non credo di rivelare qualcosa di segreto, in occasione dell'ultima conferenza dei presidenti di gruppo, dichiarò e ribadì che il governo si riservava la possibilità di porre la questione di fiducia in relazione al numero degli emendamenti presentati. Allora vorrei ricordare a quest'Aula che le opposizioni, Lega Nord ed Italia dei Valori, hanno presentato in tutto 3 emendamenti che mi sembra non giustifichino minimamente la posizione della questione di fiducia. È vero, vede che c'è un fascicolo un po' più grande con 150 emendamenti, evidentemente 147 sono stati presentati dalla maggioranza. Quindi mi verrebbe da dire che se ci sono emendamenti che comportino la richiesta di fiducia, evidentemente sono contro la stessa maggioranza del governo. Ma il fatto è più grave, vede Presidente, ed è questo che io vorrei dire, perché il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 21 febbraio del 2011, ha mandato un messaggio al Presidente della Camera nel quale c'era un passaggio, ricordava un passaggio oltre alle condizioni articolo 77 della Costituzione che giustificano il ricorso al decreto legge e che già non ci sarebbero, ha fatto un'aggiunta di 3 righe in cui ha detto particolarmente grave è la posizione della questione di fiducia quando riguarda i decreti legge, perché viene per 2 motivi in questo modo compressa in modo assolutamente grave la possibilità di intervento e di discussione del Parlamento. Quindi il governo sta comportandosi in modo esattamente contrario a quello richiesto soltanto un anno fa dal Presidente della Repubblica, il che giustifica che noi chiediamo, ai sensi di questo messaggio del Presidente della Repubblica, che il Presidente della Repubblica, quando dovrà poi procedere alla promulgazione dell'articolo 1 di conversione, si ricordi di quello che ha scritto un anno fa. Ma è ancora più grave la questione, perché vede, e vorrei chiudere con questo, anche questi 147 emendamenti dell'opposizione, della maggioranza, in larga parte non sono stati presentati in Commissione, dove avrebbero dovuto essere discussi e votati, ma trovo emendamenti molto interessanti che riguardano questioni sul tappeto molto importanti e che sono stati presentati da importanti e autorevoli esponenti del PD solo qui in aula, quando sapevano già che non sarebbero mai stati discussi. Erano emendamenti che probabilmente discussi in commissione e votati potevano portare ad una modifica in senso migliorativo del decreto sulla spending review, che ribadisco, ma lo dirò poi quando sarà il momento, comporta ancora più tasse a carico dei cittadini. Ed allora, Presidente, anche questo modo di procedere è un modo di procedere che qualcuno deve spiegare al Paese, deve spiegare ai cittadini e per questo motivo noi ribadiamo la nostra protesta contro questo comportamento da parte del governo con questa ennesima questione di fiducia. Grazie.